Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Sant'Agata a Catania inizia la festa, all'offerta della cera e l'uscita dalla carrozza del Senato e stasera i fuochi del 3. Entra nel vivo anche Devoti Tutti, la nostra maratona di dirette su Antenna Sicilia, Telecolor, la Sicilia Web e sui nostri canali social. La Candelora d'Oro all'attore Tuccio Musumeci, dedico questo premio a tutti i catanesi. Danni e disagi per il maltempo, Torre Archirafi colpita da un'altra bomba d'acqua in ginocchio, strade dissestate a Catania. Dopo 10 anni dalla tragedia che sconvolse Aragona per la morte di 2 bimbi, assolti gli imputati, la riserva naturale Macalube è stata dissequestrata. Palermo, allo Sperone il murale Rusulia dedicato a Santa Rosalia. L'opera ha guadagnato il primo posto in Italia e il 6° nel mondo nel sito dedicato al murales di strada. Calciomercato, il Palermo chiude per Boiampalo e Audero, sfuma Mazzitelli. Serie C, dopo l'ultima sconfitta, il Catania nelle ultime ore di mercato cerca l'attaccante richiesto più volte da Toscano. Bentrovati. Con la processione dell'offerta della cera e l'uscita delle carrozze del Senato ha preso il via a Catania la festa di Sant'Agata che Telecolor, Antenna Sicilia e la Sicilia Web seguiranno con oltre 50 ore di diretta fino al rientro del Fercolo in cattedrale il 6 mattina. Sentiamo Lorena Dolci. I cavalli scalpitano, la folla riempie Piazza Duomo. Tra mantelli e parrucche bianche dei valletti la festa di Sant'Agata prende il via, con questo rituale civico-religioso che apre i festeggiamenti dedicati alla patrona di Catania. Nelle settecentesche carrozze del Senato, tirate a lucido per l'occasione, anche quest'anno né sindaco né assessori, per precisa scelta di Enrico Trantino che lascia il posto agli studenti, i piccoli videomaker vincitori del concorso Catania e Casa. A piedi tutta la giunta, così come insomma lei ha imposto. No, Sai che c'è? Devo dire che è stato facilissimo, nel senso che tutta la giunta mi ha detto noi vogliamo stare con te. Senza amministrazione a bordo viene meno anche l'usanza dell'applausometro che registrava il gradimento della giunta in carica. Le carrozze escono poco prima di mezzogiorno per sfilare lungo via Atennea, dirette a Sant'Agata alla Fornace, luogo del martirio della Santa. Da qui riparte poi l'offerta della cera, la processione con le corporazioni cittadine che raggiungeranno alla cattedrale in Piazza Duomo. La nostra diretta Devoti Tutti, iniziata alle 10, riprende sempre da qui stasera a partire dalle 19, quando le telecamere vi proporranno l'atteso momento da Siro C, il concerto e spettacolo pirotecnico che vede per la prima volta l'esibizione di un coro di voci bianche, i fanciulli di Agata. Si riparte poi domani alle 4 con la Messa dell'Aurora che dà il via al giro esterno, sempre trasmesso in diretta su Antenna Sicilia, Telecolor e in streaming sulla Sicilia Web. Il 5 febbraio sarà la volta del giro interno del Fercolo con la processione in via Etnea affollata dai portatori dei ceri, i fuochi del Borgo, la salita di San Giuliano, il canto delle monache benedettine ed il rientro in cattedrale. 50 ore di diretta per raggiungere i devoti collegati da casa e da tutto il mondo. Più festa e pochissime brevissime interruzioni pubblicitarie. Una scelta editoriale nel rispetto dei devoti, dei telespettatori e dei partner commerciali. Quest'anno, ed è un'altra novità, la diretta si allungherà anche durante le ore notturne del 5 febbraio. Per sapere dove è la Santa, poi basterà collegarsi al sito lasiciliaweb.it. L'apposito banner segnalerà in tempo reale la posizione del Fercolo. Buona festa a tutti. E nell'ambito dei festeggiamenti di Sant'Agata c'è un premio che ogni anno viene conferito e si tratta della Candelora d'Oro che è stato dato all'attore Tuccio Musumeci. La dedico, ha detto il mattatore siciliano, a tutti i catanesi. Sentiamo. Icona dell'ironia catanese, maschera del teatro siciliano, Tuccio Musumeci ha ricevuto ieri la Candelora d'Oro, l'equivalente dell'Oscar ai piedi dell'Etna, ha commentato l'attore novantenne dedicando il premio ai suoi concittadini. Bellissima, un'emozione, in sostanza questo è l'Oscar catanese, diciamo. Questo premio deve essere dedicato ai catanesi, sono stati loro a portarmi a questo stato, a questo successo, sono stati i catanesi. Ebbene, che dove la catanese dai e poi l'ho portato in tutto il mondo.
Insieme con Tuccio Musumeci, si legge nella motivazione, viene premiata anche la capacità di sorridere e far sorridere sulle debolezze umane, missione che il teatro ha sempre rappresentato, così da rifletterci sopra e migliorarsi. A questo talento comico innato, cresciuto sulle tavole del Teatro Stabile di Catania prima e poi su quelle del Teatro della Città che ha fondato e dirige, l'atto d'amore e riconoscenza della città. Tuccio Musumeci non è che è un simbolo di Catania, Tuccio Musumeci è Catania, appartiene alla nostra storia, appartiene alla nostra tradizione, tutti abbiamo qualche aneddoto da raccontare in cui lui è presente con qualche gag, con qualche battuta, con qualche sketch. Dopo la cerimonia le autorità si sono spostate in Piazza Duomo per assistere all'omaggio floreale dedicato dai Vigili del Fuoco alla patrona di Catania, Sant'Agata. E dopo le ultime piogge le strade di Catania, diverse strade al comune, si trovano rattoppate e piene di ostacoli e anche di buche. Ve ne mostriamo alcune con Tonino De Mana. Il rovescio della medaglia di una Catania vestita a festa è il centro storico, pieno di buche, rattoppi e ostacoli, dall'alto e dal basso. Sono lastricate e piene di difficoltà le strade che verranno percorse dal Fercolo di Sant'Agata, preceduto dalle candelore ed accompagnato nel tragitto da migliaia e migliaia di fedeli. Anche la centralissima via Etnea non è esente da pericoli, con alcuni balconi che certo non brillano alla voce sicurezza. Dal basso si nota anche un grosso pezzo d'asfalto staccato e lasciato in bella mostra sulla strada. E su internet circola il video, divenuto virale, di una candelora che nei giorni scorsi incappa in via Pantano in un avvallamento stradale. Buche e approssimativi rattoppi si trovano sul percorso interno ed esterno. Qui siamo in via 6 aprile, dove la pioggia di questi giorni ha costretto le squadre delle manutenzioni a frettolosi passaggi. Stesse scene sul viale della Libertà, con il bitume sparso un po' ovunque per rendere meno pericoloso il passaggio. A tutti raccomandiamo la massima attenzione, sempre sul viale della Libertà, per la presenza di una cabina telefonica adagiata da giorni sul marciapiede, a ridosso di un attraversamento pedonale all'angolo con via Archimede. Un ostacolo non di poco conto per chi accompagnerà Sant'Agata. Dulcis in fundo il basolato lavico saltato dopo pochi mesi dei lavori in via Sant'Euplio. Qui non passerà la Santa, ma transiteranno migliaia di persone dirette in via Etnea. La cosa che ci stranizza tantissimo è che sono stati fatti i lavori un mese fa. Che materiale usano? Io quello che vorrei dire al signor sindaco, se paghi fallo bene. E se qualcuno fa un accostamento con le strade realizzate dai romani nei secoli passati, la risposta che mette tutti d'accordo è di questa arzilla signora. Non siamo romani, siamo catanesi, purtroppo. Splende il sole, ma si contano i danni nel catanese colpito ieri dall'ennesima ondata di maltempo. Vi mostriamo il dramma di Torre Archirafi, messa in ginocchio da un'altra bomba d'acqua. Ancora Tonino De Mana. In una Sicilia orientale che esce dall'ennesima allerta meteo, contando danni per smottamenti e allagamenti in un territorio fragile dal punto di vista idrogeologico, balza all'occhio il dramma degli abitanti di Torre Archirafi, ancora una volta colpiti da una bomba d'acqua che ha trasformato le strade in fiume in piena. Acqua e fango si sono riversati nella martoriata via Simone Grasso che costeggia il torrente Cozzi Torre, uno degli osservati speciali insieme al torrente Babbo. La piena del fiume ha creato significativi danni al cantiere allestito per la messa in sicurezza del Greto, sollevando di quasi 2 metri l'enorme tubo realizzato nel torrente. Un tappo che ha causato un'esondazione con l'acqua che si è riversata sulla strada e verso le martoriate abitazioni. Sul posto, oltre al sindaco di Ripostobasta, è presente da ieri mattina l'impresa incaricata dalla Protezione Civile che adesso raddoppierà i turni di lavoro per completare il sezionamento e quindi la rimozione del tubo. E dopo il nubifragio di ieri anche nel Messinese ci sono diversi danni, paura per i torrenti in piena che hanno minacciato diversi villaggi. Francesco Triolo. Un mese di pioggia in sole 4 ore, basta questo per capire la portata del nubifragio che ieri mattina ha messo in ginocchio Messina. Da nord a sud allagamenti e frane mentre i torrenti in piena hanno minacciato diversi villaggi. Le precipitazioni intensissime sin dalle prime ore della mattina hanno provocato l'esondazione di numerosi torrenti, allagamenti di strade, crolli di alberi e numerose difficoltà alla viabilità cittadina.
e ci sono anche alcuni insediamenti abitativi rimasti isolati per lungo tempo, prima fra tutti quello di Zafferia, dove il problema si è ripetuto per l'ennesima volta. La situazione più difficile si è vissuta proprio a Zafferia, 40 famiglie sono rimaste isolate e il giorno dopo un misto di rabbia e attesa per i lavori di messa in sicurezza annunciati da tempo dal Comune. Circa 70 gli interventi dei vigili del fuoco che hanno soccorso alcune persone, tra cui un disabile bloccate dal fango. Secondo quanto registrato sono stati quasi 150 mm di pioggia che in poche ore si sono riversate sulla città. Tutto si è calmato poi intorno alle 14:30, in piena attività il centro operativo comunale anche oggi, che sta stilando un primo bollettino con tutte le criticità affrontate. Situazione complicata anche in provincia, sulla Tirrenica i corsi d'acqua hanno rotto gli argini a Saponara e Monforte Marina, a Villafranca il Calvaruso ha superato il livello di guardia, gravi ripercussioni si sono registrati sui collegamenti. Pesante bilancio anche nel comprensorio ionico dopo i temporali che dall'alba di ieri hanno scaricato notevoli quantità di acqua al suolo. In 24 ore la stazione di Antilla ha rilevato 105 mm di pioggia, mentre quella di Fiume di Nisi 60 mm, con precipitazioni a tratti brevi ma molto intense e bombe d'acqua che hanno innescato allagamenti e dissesti su tutto il territorio. È stato trovato privo di vita nel messinese Antonio Milazzo, il 53enne di cui si erano perse le tracce da 2 giorni. Dopo le ricerche da parte dei carabinieri nella zona collinare tra Villafranca e Messina, il corpo è stato ritrovato in zona Ferraro, precipitato in un'auto in una scarpata per oltre 150 metri. Milazzo era molto conosciuto, prestava servizio come assistente sociosanitario e si occupava dei bambini con disabilità. Restano gravi le condizioni dell'imprenditore di Favignana Salvatore Sinagra, aggredito alle Canarie. Ad avventarsi contro di lui con un tirapugni un pregiudicato di 25 anni che è stato arrestato. Si indaga sul movente. Laura Spanò. È un giovane di 25 anni di Lanzarote, Isole Canarie, il presunto aggressore di Salvatore Sinagra, 30 anni, di Favignana. Il giovane è stato arrestato attorno alle 23:40 di sabato dalla polizia locale dopo che era riuscito a nascondersi dalla domenica precedente quando si era verificato l'evento. Il 25enne, ora detenuto, ha una lunga storia criminale. Immediatamente dopo l'aggressione, il 25enne, dopo essersi dato alla fuga, si era nascosto in casa fino a sabato sera, 1 febbraio, quando ha deciso di uscire per recarsi in un bar, dove è stato arrestato in quel momento dalla Guardia Civile, che con ogni probabilità, grazie alle seppur non nitide immagini delle telecamere di sorveglianza, erano riusciti a individuarlo e quindi lo stavano monitorando. Gli inquirenti ora cercano di chiarire i motivi che potrebbero aver portato allo scontro. Al momento non è stato nemmeno possibile chiarire se tra i due ci sia stato qualche legame precedente. Secondo la testimonianza di Andrea Sinagra, padre della vittima, Salvatore stava giocando a biliardino con alcuni amici quando altri clienti lo hanno avvicinato al centro commerciale di Matagorda. Salvatore è stato inizialmente trasportato all'ospedale di Lanzarote, dove ha ricevuto le prime cure mediche, poi, vista la gravità e le caratteristiche delle lesioni riportate, l'equipe medica ha deciso di trasferirlo a Gran Canaria ed è stato ricoverato al Negrin, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico ed ora è in coma farmacologico. Andrea Sinagra riconosce però la sua preoccupazione riguardo all'ultimo referto ospedaliero. I medici che lo hanno in cura mi hanno spiegato, dice, che c'è il rischio di conseguenze permanenti. Molte delle mascherine fornite al Dipartimento della Protezione Civile durante l'emergenza Covid non avevano i requisiti previsti. La Procura di Palermo ha fatto scattare un maxi sequestro da 10 milioni di euro a carico di 2 società, una di Palermo, l'altra dell'Ennese, per frode in pubbliche forniture. Adesso una pausa, ci vediamo tra poco. La tragedia dei Vulcanelli ad Aragona ha costato la vita a 2 bambini nell'Agrigentino. Gli imputati sono stati assolti e adesso la riserva Macalube è stata dissequestrata. Davide Sardo.
Dopo 10 anni dalla tragedia che sconvolse Aragona, la riserva naturale Maccalube è stata dissequestrata. Il provvedimento è arrivato dopo la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che il 28 marzo 2024 ha assolto i 3 imputati, i dirigenti di Legambiente Mimmo Fontana e Daniele Gucciardo e il funzionario regionale Giovanni Gendusa. La decisione ha ribaltato la condanna emessa in primo grado al Tribunale Agrigento. La tragedia avvenne il 27 settembre 2014 quando una violenta eruzione di fango e gas travolse Carmelo e Laura Mulone di 9 e 7 anni che stavano visitando l'area insieme al padre, unico sopravvissuto. Un evento improvviso e devastante che sollevò interrogativi sulla sicurezza della riserva gestita da Legambiente. Dopo anni di indagini e processi, la Corte d'Appello ha stabilito che non vi fossero responsabilità penali a carico degli imputati. Con l'ordinanza del dissequestro, i carabinieri di Ragona hanno rimosso i sigilli alla collina dei Vulcanelli e notificato il provvedimento a Legambiente. Resta il dolore di una comunità segnata da una tragedia che ha cambiato per sempre la percezione della riserva, un tempo meta turistica e scientifica, e oggi è ancora al centro di un acceso dibattito sulla sicurezza e sulla gestione delle aree naturali a rischio. Il quartiere Sperone di Palermo gioisce per il murale dal titolo Rusulia, realizzato da Igor Scalisi, che raffigura la santa patrona di Palermo. L'opera ha vinto il primo posto in Italia e il 6° nel mondo nella piattaforma dedicata ai murales di strada. Marco Gullà. Rusulia, il murale realizzato da Igor Scalisi Palminteri allo Sperone di Palermo, ha conquistato il cuore della città e del mondo, scalando la classifica della piattaforma specializzata Street Art Cities fino a diventare la prima opera italiana e la 6ª a livello globale. Guardatelo nella sua maestosità e bellezza, Santa Rosalia messa in risalto tra i palazzi dello Sperone, da sempre un quartiere difficile ma che gradualmente sta rinascendo grazie anche a tanti residenti e associazioni che hanno deciso di alzare la testa. E poi il contributo fondamentale della parrocchia San Marco Evangelista. Non ha vinto solo Igor Scalisi Palminteri, ma vince la nostra parrocchia San Marco Evangelista, che ha voluto quest'opera insieme ad Aida Sattaflores nel più ampio progetto La metamorfosi di un fiore dalla rosa al giglio. Ma vince anche tutto il quartiere Sperone, vince tutta la città di Palermo, diciamoci la verità, perché questa notizia ci dà tanta gioia e ci dice che il cambiamento è possibile, ed è possibile anche e soprattutto partendo dal basso, perché questa è un'opera che ha voluto la comunità. Rusulia ha ricevuto nella piattaforma 2818 voti, un successo che dimostra quanto l'arte può trasformare la realtà, che un murale può diventare il simbolo di un quartiere che si riappropria della propria dignità. Lo Sperone, il cambiamento, i murales che colorano un quartiere storicamente ingrigito da degrado e abbandono. In scena ad Agrigento Oliva Denaro, la storia di Franca Viola con protagonista Ambra Angiolini. Davide Sardo. Ispirato alla vicenda di Franca Viola, la giovane siciliana che negli anni 60 si oppose al matrimonio riparatore dopo una violenza, un rifiuto che segnò una svolta storica per i diritti delle donne in Italia. Alla Palacongressi di Agrigento va in scena Oliva Denaro, spettacolo teatrale tratto dal romanzo di Viola Ardone. La drammaturgia è firmata da Giorgio Gallione, mentre sul palco Ambra Angiolini interpreta la protagonista dando voce ad una storia di coraggio ed emancipazione. Il direttore artistico del Palacongressi, Gaetano Aronica, sottolinea l'importanza del messaggio lanciato dallo spettacolo, capace di parlare al presente e di sensibilizzare il pubblico su temi ancora attuali. Il coraggio di mettersi in gioco, il coraggio di avere un orgoglio, in questo caso femminile, vengono i brividi mentre lo dico, il coraggio di essere se stessi anche contro tutti. Secondo me la lezione più grande è proprio questa, il coraggio di essere se stessi contro l'omologazione di massa che purtroppo in questo momento è il vero nemico. Il gradimento del pubblico conferma la forza dello spettacolo e l'attualità della storia di Franca Viola. Adesso una breve pausa, poi parleremo di calcio, ma anche di calciomercato. A tra poco. Eccoci al calcio, Poyampalo e Audero sono ormai del Palermo, sfuma invece Mazzitelli, ma per gli ultimi aggiornamenti sentiamo il servizio di Marco Gullà.
Ultimo giorno di mercato e Palermo più che attivo, Joel Poyampalo per l'attacco, Emil Audero per la porta, due tasselli importanti, rinforzi che permetteranno al Palermo di alzare l'asticella, considerato che entrambi arrivano dalla Serie A. Poyampalo ieri ha svolto le visite mediche a Torino, oggi ufficialmente è un calciatore rosanero, l'esordio domenica al Picco contro lo Spezia. E andiamo ad Audero, il Palermo ha accelerato la trattativa per il portiere del Como nelle ultime ore, l'estremo difensore non era una priorità a inizio mercato, ma le strategie sono cambiate dopo le partite con Reggiana e Pisa. Sirigu ha ben figurato con Modena e Juve Stabia, ma con la Reggiana è apparso incerto e comunque non poteva essere il titolare fino al termine della stagione. L'errore di Deplanche contro il Pisa ha confermato che il giovane portiere non è ancora pronto per una stagione ad altissimi livelli. Sfuma Mazzitelli, in uscita Nedelciauro andrà in Russia, Henry invece tornerà al Verona. Buttaro probabilmente sarà ceduto in prestito alla Carrarese. In tutto questo il Palermo lavora per la gara di domenica contro lo Spezia, terzo in classifica e con ambizioni da promozione diretta. Ultime ore di mercato anche per il Catania, che esce sconfitto a Cerignola. Terzo stop nel nuovo anno per la squadra di Toscano. In arriva un rinforzo in attacco. Marco Carli. Stessa storia, antiche pecche, vecchi errori. Il Catania si ritrova nel post Cerignola, terza sconfitta del 2025, a riesaminare i soliti problemi. Organico ridotto, giocatori che si fermano, chi per infortunio, chi a causa di un'espulsione, e un'idea tattica che resta zoppa. A Cerignola il Catania nella prima mezz'ora rischia poco, ma produce zero e dà la sensazione fin dall'avvio di voler evitare l'onda d'urto pugliese arroccandosi più che costruendo. Quando l'impianto è fragile è facile che crolli, in questo caso l'espulsione di Frisenna è la miccia che innesca un dominio pugliese che si evidenzia nella ripresa. Le reti di Salvemini e quella bellissima di Capomaggio sono la conseguenza, così come conseguenziale è la contestazione dei tifosi e Toscano che ripete. Bisogna intervenire, davanti siamo pochi, le assenze poi si fanno pesare, quindi dobbiamo rafforzare questa squadra. Il risultato delle richieste e il rinforzo in attacco. Redan, per esempio, il giocatore chiuso all'Avellino con l'arrivo di Lescano, ma la Triestina si è rifatta sotto e il Catania batte anche altre piste. Un altro nome proprio per l'attacco si potrebbe concretizzare in queste ultime ore. Rapisarda verso Latini, in uscita Montalto, Concelli e Zanellato, che finora però hanno rifiutato varie offerte. Il tempo stringe, il mercato chiude a mezzanotte. E a proposito di calcio, subito dopo questo telegiornale andrà in onda Corner. Io mi fermo qui, grazie per l'attenzione, a tutti buon pomeriggio.